destination unknown, known, 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 known. Burning away all impurities, learning to heat the iron and folding and refolding the blade fold, bringing beauty and strength to, and learning how to temper the blade with clay and with water. All may be too slow, and the cutting edge will be soft, and the blade will shatter a done proper. A sword that can cut the clouds in flight. Capable of firing at a rate of over 200 rounds per minute, with its rotating barrel and hand-cranked automatic reloading system, this, gentleman, is the Gatling machine gun. Created by renowned inventor Dr. Richard J. Gatling, his gun is the finest weapon to provide a continuous high rate of fire without pause for reloading. With Gatling guns in your arsenal, a crew of just 4 can do the job of 4 trained riflemen, reducing the cost of your army and at the same time increasing its effectiveness. And all through American ingenuity. Well, gentlemen, are you ready to sign? Ok, Pedrone, una bella battaglietta. Eccoci finalmente qua. Andiamo subito sul campo tattico. Ok, so che è tempo bello. Allora, visto che comunque loro alla fine mi hanno attaccato loro perché li assediavo, quindi posizioniamo i cannoni qui davanti, tutti belli spianati, li allestiamo anche già. Ok, poi ci mettiamo difesa, dietro ci mettiamo dei lancieri, nel caso arrivino delle cavallerie li intercetto. Poi mi metto questi che sono abbastanza buoni come unità di fanteria, li metto qui davanti. Anche se sarebbe meglio alternare perché questi danno morale. Allora, un po' e alterniamo. E ci mettiamo in mezzo loro. Questi sono buoni, hanno anche portata maggiore. Ok, così. Perfetto. Questi bisogna che me li sposti un po' più in qua. No, mi ci sta la linea di... tutta la linea. Ok, qui in mezzo ci mettiamo un po' di questi. Ok. Poi cosa mi manca? Allora, questi qua li mettiamo qui nei fianchi, anche se qui nei fianchi preferivo mettere altre unità. Intanto ci mettiamo questi con l'altro lanciere che non è questo ma è questo. Poi gli spadaccini me li metto qui in un fianco perché dopo li porto a lato e cerco di prendere ai fianchi le unità nemiche. Non ho cavalleria, il che non è una gran cosa. Ok, questi li metto un po' qui nel mezzo allora. Il generale lo metto in mezzo. Dopo lo sposto a seconda di come va l'andamento dell'incontro. E questi 3 li metto a rinforzare il centro, diciamo. Me li metto qui così, tutti belli larghi. Allora, se no facciamo così, però ne metto 2 qui a rinforzare il centro e 1 qua nel fianco, qua. Forse è meglio mettere anche un altro qua giù. Ok. Dovrei essere a prova di bomba, Piedroli. Questi li tengo qua così che non si sa mai. Perfetto, adesso tranne questo e il resto faccio tutto un gruppo. Adesso è tutto chiuso. Ok. Cominciamo già a spostarmi l'unità loro.
Ok. Perfetto. Loro non dovrebbero avere cavalleria. Ok. Tanto sto già facendo vittime. Vedete? 19 e 26, buono. Ok. Perfetto, vai. Avere i cannoni qua è veramente... Ok. Che perché c'ho sto buco? Ok. Allora ce l'avete le cavallerie, maledetti. Allora adesso cerchiamo di vedere cosa vuol fare. E che tra un po' mi dovrebbero entrare in portata. No, prendetemi qua le unità. Non le cavallerie. Merda come menano però sti cannoni. Vai, entrate in portata. Vai, seccali tutti. Vai con i lancieri. Cioè, questo è un attacco suicida. Attacco suicida della cavalleria, Pederoli. Il loro generale è morto! Sozza che culo. Ok, adesso tra un po' parto anche con le katane. Ok. Voi rimanete lì. Voi statemi qui in un fianco, nel caso si riprendono quelle cavallerie lì. E dovrebbero entrare dentro una morsa che dovrebbero andare in fuga tutti in mezzo secondo. Io se le tengo qui queste katane perché se entrano dentro il fuoco incrociato. Sì, secondo me qui viene fuori una carneficina per l'orolio. Guardate che lavoro. Sapevo che ritornavano in combattimento. Ok, adesso non mi stanno sparando tutti. Ok. Ottime notizie, signore! Il generale nemico è morto! Ok. Buono. Merda, qui ci sono delle cavallerie, cazzo. Ok. Spero che tengano botta. Brava, tenete botta che se sfondate voi. Sono un attimo concentrato, Piedrolini. Però dovrebbe andare tranquillamente. Ok, qui sono arrivato anche con le katane. Queste cavallerie dovrebbero andarsene a fanculo. Ma voi cosa ci fate qui davanti, cazzo? Avete seguito le cavallerie? Avete trionfato sul nemico! Vabbè, tanto vale mandare in attacco. Ok, via, buoni tutti quanti, qui stop. Ok, Pederoli, adesso cerco di uccidere più gente possibile, per cui questo pezzo lo salterò. Dai, sembra andata bene come battaglia, voi cosa dite? Strategicamente li ho devastati, va bene che loro mi hanno attaccato, quindi erano in svantaggio loro, poi si sono tutti chiusi.
Comunque adesso cerco di fare più vittime possibili in modo tale da poi fare la conquista facile facile, quindi ci vediamo tra un po'. Beh, Piodoroli, direi che non è andata male. Ho ucciso 1467 unità e ne ho perse 339. Ma direi che è meglio di così. Cioè, ne ho perse veramente poco, quindi dire che l'ho giocata bene. Voi cosa ne dite? Dopo fatemi sapere voi come l'avreste combattuta questa battaglia. Il nostro shinobi è stato individuato. Anche l'altro dopo. Allora, nostra provincia bombardata. Una flotta nemica ha bombardato una delle nostre province. Dove? Ah, qua. Ah, che guerra, là. Allora, vediamo un pochettino qua. E come siamo messi con l'esercito? Mentre io invece leggermente superiore, però lui c'ha più unità da lancio. Cannoni, lui è messo meglio. Urca. Questa non ci voleva più però. Allora, facciamo così che questo mi serve dietro con me, reclutamento, e ci facciamo un'unità del cavolo. Aspettiamo un attimino Piedoroli a prendere anche l'ultimo. Aspettiamo che attacchino questi o comunque ricevono altri attacchi. Tanto qui cerchiamo di finire quello che abbiamo cominciato. Salviamo. E la risolviamo automaticamente, quando sono 4 truppe. Infatti perse 50, infatti c'era la statistica che non era corretta. Occupazione pacifica. Perfetto. Ok, sistemiamo le varie cosine. Te da sistemare, te da sistemare. Ok, porto è benissimo. Mettiamo la nave in porto, sistemiamo le navette che non sono messe bene. Impossibile effettuare la riparazione, va bene. Perché? Avrà un porto di merda, non lo so, so cosa dire. Qui sono pro shogun qui. Merda, che palle. Vabbè. Intanto andiamo a vedere qui con la navina come siamo messi. Merda, no, sono in pace questi. Ok, anche qui abbiamo un esercito abbastanza incastrito. Che sarà il prossimo obiettivo, Piedoroli. Vediamo come siamo messi con l'obiettivo finale. Allora, province leali 39 su 35. Province... Dove è scritto? No, ne ho 9 su 14, ne mancano 2. E quali sono quelli due che mi hanno preso? Obiettivi. Mi mancano Musashi e Yamashiro. Insomma, comode. Merda, Piedoroli. Vabbè. Ok. Poi andiamo avanti allora. Scusate per questa parentesi. Pam, pam, pam. Adesso qui è tosta quella battaglia là. Questa battaglia qui sarebbe tosta. Perché sti stronzi hanno 3 cannoni, 2 di quelli stronzi e hanno tutte unità da lancio. Mentre io invece no. Ne ho solo uno. Uffa, uffa, uffa. Solo che ho dei cannoni di merda qui. Però devo prenderla. Adesso aspettiamo un attimo, vediamo cosa fanno. Tanto salviamo. Vediamo se posso fare qualcosa nelle casine, nelle strutture. Oh, qui posso aumentare il porto che mi dà questo qui più 700 la ricchezza. Poi posso fare anche questo.
che invece mi fa unità, però qui mi sa che vado più sulla ricchezza. Ok. Bene, Piederoli. Andiamo avanti. La geisha sale di grado. Ma quella adesso me la devo studiare come portarla su, Piederoli. Scontento in crescita, dove? Qua. Scafo di ferro è finito, bene. Ok, qui abbiamo dello scontento in crescita. Guai, meno 2 addirittura, no? Meno 1. Non ho capito perché. Allora, qui adesso come siamo messi? Abbiamo più 8, però abbiamo la guarnigione che mi tiene buono 15. Io posso reclutare solo la geisha. Sapevo così, Piederoli, se non ci ho pensato, se non mi portavo il coso. I Siniscili, come cazzo si chiamano. Adesso l'unica per far prima, Piederoli, è uscire con l'esercito. Con tutto l'esercito. Esco un attimo, faccio venire fuori i ribelli, perché adesso abbiamo meno 7. Li accoppo, poi vado via, se no non ne usciamo. Ok, cominciamo a riparare le navine. Ripara. Ok. Adesso il prossimo obiettivo è questo qua. Perfettus. Ok. Ah, niente, qui adesso Piederoli vediamo cosa vuol fare. Tanto mi metto qua e questo l'insetto lo appoggio. E come siamo messi con queste ferrovie? Finite? No, 2 turni, te e 5 te. Qui abbiamo dell'esercito, abbiamo la geisha, vediamo un attimo come parla. Più 1 al fascino nell'incantare i nemici. E invece abbiamo più 25 di aumento del campo visivo e più 1 al fascino nell'incantare i nemici e più 1 al fascino nell'intrattenere i nobili. Proviamo. Non l'ho mai usata a Piederoli, quindi non so bene. Più 1 al fascino mentre è in azione, meno 15% al costo delle azioni quando fallisci. Qua invece abbiamo un più 1 al fascino nell'ispirare le truppe e più 1 al fascino nel distrarre gli eserciti. 10% di probabilità di uccidere agenti nemici per autodifesa. Questo mi piace come abilità. Gli altri 2 slot li tengo per vedere queste più fighe qua sotto. Ok. Niente, direi che possiamo passare, Piederoli. Adesso vediamo cosa vuol fare questo esercito qua. Prima di salutarvi, Piederoli, però vi ricordo anche gli altri progetti inerenti a Shogun, ovvero la campagna con il clan Chosu, ambientata nell'era della caduta dei samurai, Fall of the Samurai, e la campagna con il clan Hojo, ambientata invece nel periodo Sengoku Jidai, che praticamente è lo Shogun vecchio in buona sostanza. E in più le varie partite multigiocatore che faccio, che ogni tanto ne carico qualcuna, quelle più significative, dove posso insegnare un po' qualcosa anche a quelli un po' meno esperti. Un'altra cosa importante è la mia pagina di Facebook. Se mettete un mi piace mi potete seguire anche lì tutto quello che carico e anche le cavolatine varie su di me, eccetera. E poi una cosa importante è la mia mappa del canale, che vi prego di continuare ad utilizzare per vedere anche gli altri progetti, sia nuovi iscritti che quelli vecchi che magari non hanno ancora visto qualcosa del mio canale nei momenti di pausa tra un video e l'altro che carico, insomma. Se vi è piaciuto il video mettetemi un bel mi piace, così mi fate capire com'è l'andamento, cioè com'è l'indice di gradimento dei miei video, e se mi ritenete un youtuber valido, se mi aiutate a farmi conoscere, condividendo su Facebook, Twitter e tutti i vari social network, Skype eccetera, mi fareste un favore, ovviamente, se mi ritenete degno. Per cui per adesso vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, Piederoli!